Eder. Mech. Pallister. Garlasco, piccolo angolo di provincia pavese che, senza il delitto di Chiara Poggi, sarebbe solo un puntino anonimo sulla mappa, celebre al massimo per un risotto ben mantecato. Invece, eccoci qui, nel 2025, a disseppellire l'ennesimo colpo di scena in una vicenda che sembra scritta da uno sceneggiatore imprigionato in una miniera. 18 anni dopo quel tragico 13 agosto 2007, spunta una nuova impronta di sangue sul primo gradino della scala interna della villetta di Via Pascoli. 3 linee parallele, equidistanti, un disegno geometrico che pare uscito da un compasso di un maniaco della precisione. Con tutto il rispetto per Chiara, che merita verità e non questo eterno circo mediatico, vediamo di sbrogliare l'ennesimo capitolo di questa telenovela giudiziaria, con un pizzico di sarcasmo per chi, in tutti questi anni, ha fatto della superficialità un'arte. Un'impronta che sussurra: «Ehi, mi avete ignorato per 18 anni». Immaginatevi la scena. 2007, i RIS di Parma, armati di tute bianche e arroganza da telefilm poliziesco, setacciano la villetta dei Poggi come se fosse un sito archeologico. Eppure, questa impronta di sangue, che oggi viene sbandierata come la chiave per riscrivere il caso, se ne stava lì, sul gradino, a prendere polvere. Un dettaglio che, a quanto pare, è sfuggito agli occhi di falco degli investigatori di allora. Bravi, complimenti. Magari eravate troppo occupati a misurare le orme di Alberto Stasi per notare un indizio che praticamente urlava «guardatemi». Secondo la professoressa Luisa Regimenti, medico legale di Tor Vergata, interpellata da Il Tempo, non stiamo parlando di una macchia qualunque. No, è un capolavoro geometrico, 3 rette parallele, regolari, equidistanti, lasciate da un agente esterno, tradotto. Probabilmente una scarpa che ha pestato il sangue di Chiara quando era ancora fresco. Un'impronta così precisa che sembra quasi un monito. Voi umani non avete idea di cosa vi siete persi. E allora, cari RIS del 2007, cosa facevate? Contavate le piastrelle del corridoio? O eravate troppo presi a costruire il castello di accuse contro Stasi, unico condannato per il delitto, per notare questo piccolo, trascurabile dettaglio? La procura di Pavia chiama Spielberg, droni, laser e intelligenza artificiale. La procura di Pavia, non contenta di lasciare il caso a sedimentare nella memoria collettiva, ha deciso di riaprire le indagini con un dispiego di tecnologia che farebbe invidia a un film di fantascienza. I carabinieri del nucleo investigativo di Milano, guidati dal colonnello Antonio Coppola, hanno trasformato la villetta in un set da CSI, Future Edition. Scanner laser 3D, droni che svolazzano come falchi high-tech. E, ciliegina sulla torta, un'intelligenza artificiale incaricata di analizzare le macchie di sangue con una Bloodstain Pattern Analysis. Obiettivo: ricostruire la dinamica dell'aggressione, i colpi inferti e l'arma usata, come se 18 anni di processi, condanne e assoluzioni non avessero già detto abbastanza. E qui entra in scena il nuovo indagato, Andrea Sempio, amico fraterno di Marco Poggi, fratello di Chiara. Sempio, che all'epoca bazzicava la villetta come se fosse il suo personale circolo ricreativo, è ora sotto la lente per concorso in omicidio. Perché, si sa, in un caso come questo non c'è niente di meglio che rispolverare vecchie conoscenze e aggiungere un altro nome al calderone. La nuova impronta, trovata poco oltre l'orma a pallini attribuita a Stasi nel 2007, sembra suggerire che la villetta fosse più affollata di un centro commerciale il giorno dei saldi. Ma davvero? Dopo 18 anni, ci voleva un drone per accorgersi di una scarpa con ambizioni da designer? Un caso che non vuole finire. La verità è che il caso Garlasco è diventato una sorta di mostro mitologico. Ogni volta che sembra sul punto di essere sepolto, rispunta con un nuovo indizio shock. E mentre la famiglia di Chiara attende una verità definitiva, il carrozzone mediatico giudiziario continua a girare, con tanto di avvocati che sognano DNA nel fruttolo. Sì, avete letto bene, e giudici che difendono le loro vecchie sentenze come fossero opere d'arte. Intanto, la nuova impronta di sangue, con le sue 3 linee parallele,
sembra quasi prendersi gioco di tutti noi. Risolvete questo enigma, se ci riuscite. Con tutto il rispetto per Chiara Poggi, che meriterebbe pace e non questo eterno gioco di specchi, viene da chiedersi: ma non sarebbe ora di smettere di inseguire impronte e iniziare a cercare una verità che non si perda in un gradino dimenticato? O dobbiamo aspettare il prossimo drone, il prossimo laser, il prossimo colpo di scena? In uno dei video più palesemente diffamatori degli ultimi anni, oltre a alcune frasi di cui magari discuteremo dopo, è apparso questo commento che non possiamo definire gravissimo, non possiamo definire questa diffamazione aggravata, questo è semplicemente una cosa vergognosa perché è un'invenzione che nasce dal nulla. Io lo riporto perché naturalmente qualcuno finirà per pensare che la cosa è vera e davanti a un video del genere certi provvedimenti non possono non essere presi, perché immaginate se i Poggi arrivassero a leggere questo commento, cosa potrebbero andare a pensare di ciò che faccio io, perché sicuramente qualcuno penserebbe ma chissà, forse è pure vero. Ad ogni modo, io non ho mai detto a nessuno di cambiare mestiere e né ho detto apritevi una lavanderia, a parte che se io avessi una lavanderia credo riuscirei a farla funzionare, ma oltretutto credo che molte delle persone che seguono i nostri video siano persone che in casa fanno i servizi, cioè puliscono il pavimento, lavano i vestiti, per cui una persona che dice apri una lavanderia con questo disprezzo dovrebbe minimo destare un po' di perplessità in chi fa i lavori domestici e invece viene acclamata. Così come una persona che dice quello youtuber siciliano esprime una chiara discriminazione territoriale, perché io non sono famosa in quanto youtuber siciliano, dal momento che tra l'altro ho quasi sempre vissuto in Lombardia. E oltretutto, in seguito a queste affermazioni, il solito idiota ha iniziato a scrivere frasi tipo terroni e cose del genere. In ogni caso, io ho invitato questa persona e tutti i consulenti a rivedersi le carte e non l'ho fatto in modo offensivo, ma pubblicando un video che non lasciava spazio a dubbi, nel senso che chi leggeva gli atti capiva che le cose stavano come lo riferite, e poiché non hanno avuto modo di rispondere, alcuni hanno cambiato la loro tesi andando a ipotizzare che Liliana sia morta nella notte, il che è una possibilità, però purtroppo Claudio Sterpin parla con Liliana alle 8:22 del 14 dicembre. Quindi per far credere che Liliana è morta nella notte bisogna anche far credere che Claudio Sterpin è un povero rincoglionito, il che è un po' strano dal momento che Sterpin è anche amico di queste persone, perché mettere in dubbio proprio lui a pochi giorni da un incidente probatorio interessantissimo, importantissimo, è anche controproducente, perché se togliamo credibilità a Sterpin, qualsiasi cosa dirà il 23 diventerà una barzelletta, perché Sterpin è praticamente un pazzo che parla con una segreteria telefonica e pensa che sia Liliana. Ovviamente questo non lo dico io, perché io sono convinto al 100% che Sterpin alle 8:22 abbia parlato con Liliana quel 14 dicembre, ma lo dice chi ipotizza che Liliana fosse già morta nella notte. E poi guarda caso queste diffamazioni vengono messe in giro proprio nel momento in cui viene pubblicato questa specie di libro, che in realtà poi non è altro che la tesi, con tante cose annesse e connesse a cui io nemmeno mi metto a rispondere, perché credo che non ce ne sia bisogno. Quindi c'è pure una strategia diffamatoria nel momento in cui viene pubblicato un lavoro. Passiamo invece adesso alle cose più serie ed utili. Vi annuncio che, siccome noi non stiamo a parlare ma stiamo a darci da fare, sta nascendo una nuova associazione che si occuperà di andare a tutelare i diritti delle persone che finiscono dentro e che finiscono dentro in modo dubbio e che dentro non vedono il rispetto massimo dei loro diritti, oppure non vengono presi provvedimenti davanti a condizioni di salute pregiudicate. Ovviamente i riferimenti sono chiari alla storia di Luis da Silva. Speriamo di fare in tempo addirittura a provare a costituirci parte civile nel processo di Pirina Paganelli, perché l'idea è essere difesi da uno dei legali principali italiani con cui naturalmente siamo già in contatto, e di questa associazione farà parte un personaggio che voi tutti amate. Da questa mattina su Amazon è disponibile la versione cartacea della tesi sotto forma di libro con copertina rigida, carta deluxe. Ovviamente il prezzo è un po' alto, ma non per me, la stampa è Amazon e non vi dico quanto si prende per fare un lavoro del genere. Naturalmente il link verrà riportato vicino al mio indirizzo email sotto ogni video. Un silenzio inquietante avvolge le colline toscane, spezzato solo dall'atrato delle unità cinofile che, nei giorni scorsi, hanno setacciato il casolare abbandonato alle panteraie a Monsummano Terme. Qui, in quello che gli investigatori hanno ribattezzato il campo degli orrori, si cerca la verità su una scia di sangue che sembra non avere fine. Vasile Frumuzache, guardia giurata romena di 38 anni, ha confessato 2 omicidi efferati,
quello di Anna Maria Andrei, 27 anni, e di Denisa Maria Paun, 30 anni. Ma la sua confessione, densa di contraddizioni e bugie, non convince. E ora, il ritrovamento di nuovi, agghiaccianti reperti getta un'ombra ancora più cupa, una ciocca di capelli, un paio di slip sepolti e una vertebra umana. Oggetti che non appartengono alle due vittime conosciute. È il preludio a un terzo omicidio? O il tassello di un mosaico criminale ben più ampio? Chi è davvero Vasile Frumuzake? Un lupo solitario, mosso da pulsioni omicide, o un boia al servizio di una gang che tiene in pugno il racket della prostituzione in Val di Nievole? Gli inquirenti non hanno ancora una risposta definitiva, ma una cosa è certa: il romeno non sembra aver agito da solo. La sua confessione, resa dopo giorni di interrogatori serrati, è un groviglio di mezze verità e omissioni. Ha ammesso di aver ucciso Anna Maria e Denisa, ma i dettagli che fornisce non tornano. E poi c'è quella telefonata, 40 minuti, la notte dell'omicidio di Denisa, effettuata dall'area del Residence Ferrucci a Prato, con un cellulare poi sequestrato. Con chi parlava Frumuzake? Un complice? Un mandante? Gli investigatori sono convinti che dietro di lui ci sia una rete criminale, forse legata allo sfruttamento della prostituzione, un mondo sommerso che in Toscana ha radici profonde. Le ricerche nel casolare alle Panteraie e nei dintorni dell'abitazione di Frumuzake a Monsummano hanno portato alla luce reperti che fanno gelare il sangue. Una ciocca di capelli, nascosta tra le erbacce, un paio di slip sepolti con cura e una vertebra, trovata a pochi metri dal campo degli orrori. Analisi preliminari escludono che gli slip appartengano ad Anna Maria o Denisa. Appartengono a una terza vittima. La paura che il bilancio delle atrocità sia destinato a crescere spinge gli inquirenti a riesaminare i casi di donne scomparse in Toscana negli ultimi anni. Decine di fascicoli, molti dei quali legati a giovani ragazze dell'Est Europa, spesso coinvolte nel giro della prostituzione, sono ora al vaglio della procura. Ogni indizio, ogni dettaglio, potrebbe essere la chiave per aprire un nuovo, terribile capitolo. La confessione di Frumuzake è un puzzle incompleto. Ha raccontato di aver decapitato Denisa Maria Paun all'interno del Residence Ferrucci, a Prato, usando un coltello trovato sul posto. Ma l'autopsia racconta una storia diversa. La donna è stata decapitata con un colpo netto, probabilmente inferto con un'accetta. E nella stanza del residence, setacciata dalla scientifica, non c'è una sola traccia di sangue. Dove è avvenuto davvero l'omicidio? E perché Frumuzake mente? Il movente che fornisce è altrettanto fragile. Sostiene che Denisa lo ricattasse, chiedendogli 10.000 euro per non rivelare alla moglie i loro incontri. Ma è credibile che una donna, pur disperata, pensi di poter estorcere una cifra simile a una guardia giurata? Gli inquirenti scuotono la testa. Non regge. Un testimonianza agghiacciante. Se mi trovano, mi uccidono. Denisa Maria Paun scompare tra il 15 e il 16 maggio. Prima che il suo corpo fosse ritrovato, un'amica e la madre della ragazza avevano avanzato un'ipotesi inquietante. Un sequestro, forse opera di una gang legata alla prostituzione. Un testimone, poi, ha riferito di aver sentito Denisa pronunciare al telefono una frase che oggi suona come un grido d'aiuto: se mi trovano, mi uccidono. Chi la cercava? E perché? Gli investigatori stanno ricostruendo i movimenti della donna, concentrandosi sui suoi ultimi contatti e sugli spostamenti nella zona di Montecatini e Val di Nievole. Ogni numero di telefono, ogni messaggio, ogni avvistamento viene passato al setaccio. Un altro mistero avvolge la notte dell'omicidio di Denisa. I suoi 2 figli, di 4 e 7 anni, erano soli nella casa di Bizzarrino, a Monsummano. La moglie di Frumuzake, interrogata, ha dichiarato di non essere stata a casa quel giorno. Chi si è occupato dei bambini? Qualcuno li ha accuditi, qualcuno che forse sapeva cosa stava succedendo. Questo dettaglio, apparentemente marginale, è un altro filo che gli inquirenti stanno seguendo, nella speranza di ricostruire la rete di complicità che sembra circondare il killer.
Le indagini si stanno allargando a macchia d'olio. Anna Maria Andrei e Denisa Maria Paun, entrambe romene, gravitavano nel mondo della prostituzione. Gli inquirenti non escludono che i loro omicidi siano legati a un sistema di controllo del territorio, un racket che non tollera ribellioni o tradimenti. La Val di Nievole, con i suoi residence discreti e le strade periferiche, è da tempo un crocevia per questo tipo di attività criminali. Ma chi tira le fila? Una banda locale? Una rete transnazionale? Le risposte, per ora, sono sepolte nei tabulati telefonici, nei reperti ancora da analizzare e nelle testimonianze che gli investigatori stanno raccogliendo. Mentre le unità cinofile continuano a perlustrare il campo degli orrori e la scientifica analizza i nuovi reperti, una cosa è certa: la storia di Vasile Frumuzake è tutt'altro che chiusa. È un serial killer? Un sicario? O solo una pedina in un gioco più grande? La Toscana trattiene il fiato, in attesa che il velo di mistero venga squarciato. Ma una domanda, più di tutte, tormenta gli inquirenti e l'opinione pubblica. Quante altre vittime ci sono là fuori, nascoste nell'ombra? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.